Era il 1574 quando la Inquisizione ha fatto con la figura non ben conosciuta dal benandante. E chi sapeva ben che volta era dovuto un lavorare. Di fatto, Tachelan aveva fatto una denuncia contro una femmina, una certa Aquilina di Borg Grachan di Udin. La sua colpa? Essi una vedova che arriva alla gente. E quindi per l'Inquisizione, senza gima senso dalla questione, era una stria. La verità però è che era una benandante. E sapete ben che tal Cinquecento in Europa era tutto un folk, ma proprio tal senso di brusà, ereticos e femminis denunciati come stris. Tra il 1500 e il 1700 si calcola più di 2500 imputati di eresia. I cacciatori di questa gente malefica erano inquisitori, che difendevano, secondo loro, i dogmas e la fede definita autentica. Insomma, di giuia, guardie ladri, maleficos. Ma più benandans che vi nominato un momento fa. Ma qui saressino? I benandans saressero in personis, homs e feminis, che adoprino il loro potere per aiutare la gente. Sono contadins, muradors, comaris, pastors dal Friuli di Miec e dalla Bassa Furlana. Un benandant al nas con la chiamesa, che vuol dire che al nas col sacco amniotic taccato dalla pelle. Il mestiere del benandant non lo insegna nessuno. E un calà l'X Factor non ha coventa di nessuna iniziazione. Al nas così e vonde. Ai 18-20 anni al ven clamato per entrare in un esercito invisibile. Con altri benandants, via per la notte intanto al dormis, il suo spirito al ven fuori dal corpo e al va dritto in un prato per combattere la battaglia. Chiaramente alla da il suo destriero e allora va via sulla groppa di una rassa o di un cudin o di qualche bestia. Ma la battaglia? Quale battaglia? La battaglia dai benandants contro gli stris e i malandans. A combattevi in armas di fros di fenoli contro gli stris armati sculittianis di sorte. La battaglia avveniva 4 volte all'anno, in taglioibas dai 4 tempora. Anche cambiavi le stagioni. Se a vincere erano i benandans, la raccolta dai chiams sarebbe stata buona. Se a vincere erano gli stris, la sansta. Finita la battaglia, l'anima del benandant tornava dal suo corpo. Si dice che se intanda la battaglia qualchidun avesse moveto il corpo dal benandante indormidito, l'anima ne sarebbe spirivata a chiatà il corpo e che, senza anima, sarebbe stato morto. Ma adesso, al di là dei benandans, ma perché veo da gia rompi la gente che dormisce? Ma da rischiare a morire, mamma, per poter dormire fin alle 11 di mattina dalla domenica o ha tu da attaccare l'aspiratore alle volte di buon'ora? Benandans erano ben viuduti dalla gente per la loro importantissima funzione rituale. Conoscevi gli stris perché arrivavano a viodili e combattevano contro di loro, ma avevano anche altre capacità. Arrivavano a viodi striamenti in tali persone o in tali animali e arrivavano a Giavaglio. Qualche volta, in tali loro viaggi in via per la notte, incontravano i morti e chiacchieravano con loro, e par conto dai loro parenti vivi. Va che ti saluta l'Evelina! C'è da cambiare i flowers, che le tutto un sledrosari che tomai. Buon dai, e chi lo sarà? Ciao! Insomma, i benandans erano gli unici che avevano un rapporto speciale, sia manic, con la natura e con quei mons che gli altri non arrivavano a viodi. Non facevi mai nulla per loro, vonde. Ma facevi sempre qualche cosa per il bene della comunità. Ma sarà sta perché che io portavi in tribunale? Oh, occhio malocchio, ascolta! Lascia iscrizione e mi piace, che se no ti mandi ben io tomare la mattina svegliati con l'aspirapolvere e ti sveglio di notte. Dai, see you Dean, stammi bene, ciao!